preoccupati per i possibili effetti della tax credit in via di approvazione. Veneto Film Commission e le imprese del settore audiovisivo di Confartigianato Imprese Veneto hanno incontrato la Regione. Sono aziende che crescono anche in Veneto e l'ultimo censimento ne conta 204, più 8,5% rispetto al 2023. Fortunatamente il nostro comparto è un comparto in continua crescita. Abbiamo letto anche gli ultimi dati di Unioncamere che dicono appunto che il comparto della comunicazione, che comprende vari settori, la grafica, gli audiovisivi, il cinema, l'information technology, quindi un comparto molto grande e in continua crescita ed espansione. E oltretutto viene segnalato appunto come una delle professionalità che avranno maggior successo nel futuro, perché si creeranno soprattutto nuove professionalità e i giovani chiaramente sono attratti dalla tecnologia e dal digitale. Il settore è però alle prese con l'impatto dell'intelligenza artificiale già ampiamente utilizzata. I flussi di lavoro possono essere velocizzati in un rapporto da 1 a 10 e questo ci permette di essere estremamente più competitivi sul mercato e soprattutto bisogna aggiornarsi continuamente, perché a un ritmo di più o meno ogni 20-30 giorni escono nuovi tool, escono nuove possibilità, escono nuovi modelli. Sul fronte economico, dicono, la tax credit, se approvata, imporrà alle imprese dell'audiovisivo di non poter più accedere al credito d'imposta come prima fonte di finanziamento, costringendo così molti ad indebitarsi per partire. Ovviamente fino a poco tempo fa il credito d'imposta era un fondo preventivo che veniva utilizzato come garanzia per quelli che sono poi i fondi regionali e i fondi successivi che il produttore andava a richiedere ai vari enti o nelle varie commissioni, diventando in qualche modo il credito d'imposta in molti dei casi un fondo a conclusione del budget, perché per poterlo richiedere deve avere determinate caratteristiche che oggi soprattutto per le piccole imprese sono quasi impossibili da ottenere. È ovvio che occorre ragionare sui territori per una modifica dei bandi regionali che invece devono passare probabilmente da fondi consuntivi a fondi preventivi. Hanno bisogno intanto di fondi che sono già erogati dalla Regione del Veneto attraverso un bando del FESR, hanno bisogno di competenze e oggi si parla anche di formazione, anche lì in questo campo la Regione mette in campo delle risorse per la prima volta specifiche sul cinema e l'audiovisivo, cosa che non era mai stata fatta. La Veneto Film Commission sta facendo i bandi con regolarità ultimamente rispetto agli anni scorsi. Non possiamo però magari vivere solo di questi bandi, quelli cinema, ce ne sono altri, dobbiamo capire, intercettarli o appunto adattare altri finanziamenti un po' al nostro settore.